Sospeso l'uso del porto di Rapallo ai fini nautici per l'assenza di condizioni di sicurezza. L'ordinanza del Comune fa seguito a quella della Capitaneria. Oggi già alcune barche hanno lasciato lo scalo. A Casalza Ligure sono iniziati i lavori per rifare Piazza della Vittoria di fronte al bar La Ruota, nuovi spazi di manovra per le auto e nuove aree pedonali, ma l'opposizione contesta, si sacrificano i negozi. Inaugurata la nuova piazza dei pescatori a Gattorna di Moconesi, quasi 50 parcheggi, un'area verde attrezzata e un campo sportivo per soddisfare le diverse esigenze della cittadinanza. Più fermate dei treni e un pullman sperimentale di ATP per portare i lavoratori di Fincantieri da Genova a Riva Trigoso. Sono alcuni dei risultati ottenuti dalla Wilm per aiutare i dipendenti delle aziende rivane. Inaugurata oggi a Locco di Rovegno l'11ª Expo della Valtrebbia, spazi espositivi aperti sino a domenica nel Bosco della Giaia. Dalle autorità il desiderio di rilanciare l'entroterra e la sua gente. Aperte le iscrizioni al pellegrinaggio Unitalsi a Lourdes, dal 4 al 9 settembre il tradizionale appuntamento con il viaggio in treno. Fontana Buona senza frontiere è una manifestazione sportiva ma anche un messaggio per promuovere una maggiore integrazione tra costa ed entroterra. Questa sera inizia l'8ª edizione con alcune novità. Buonasera a tutti, bentornati al nostro telegiornale. In apertura il porto di Rapallo, per il quale si apre un terzo filone d'inchiesta relativo questa volta agli yacht ormeggiati in un'area non ancora messa in sicurezza. Il comune di Rapallo ha fatto seguito ad un'ordinanza della Capitaneria e ha chiuso gli spazi ai fini nautici. Sentiamo. Alcune imbarcazioni hanno già abbandonato il porto Carlo Riva di Rapallo, altre lo faranno al più presto. È la prima conseguenza dell'ordinanza con la quale il Comune ha sospeso l'utilizzo degli spazi interni allo scalo a fini nautici. È la stessa società portuale a renderlo noto oggi con una nota con la quale prende atto della decisione. In realtà, spiega il sindaco Carlo Bagnasco, non abbiamo fatto altro che recepire l'ordinanza della Capitaneria di Porto, che chiedeva alla Carlo Riva di provvedere con la messa in sicurezza dello scalo. Ma com'è andata? All'origine di tutto c'è una lettera inviata al Comune, Circomare e Regione, con la quale la società chiedeva una deroga per far ripartire una parte del porto, ammettendo però la mancanza di misure di sicurezza, in particolare relative alle dotazioni antincendio. La missiva è datata 16 luglio. La domanda che è scattata agli enti chiamati in causa è stata: se mancano ragioni di sicurezza, perché ci sono 56 imbarcazioni ancorate in porto? Di qui l'avviso di garanzia inviato dalla Procura alla direttrice del Carlo Riva, Marina Scarpino, e alla D, Andrea Dall'Asta, l'ordinanza della Capitaneria che chiede di approntare le condizioni di sicurezza anche in modo provvisorio e la conseguente chiusura degli spazi nautici firmata dal Comune. Dopo l'intervento del Circomare non potevamo fare in altro modo, dice il sindaco Bagnasco, anche in termini di tutela e legittimità. Ora la documentazione al vaglio della Capitaneria che sta valutando se le barche possono o meno rimanere in porto. Dal canto suo la Carlo Riva spiega di essere nel giusto e di avere sempre agito nel rispetto delle leggi, delle regole di prudenza e di sana gestione. Il provvedimento si fonda su una pretesa assenza delle condizioni di sicurezza dell'approdo, si legge nella nota, con estrema fatica ed entusiasmo allestito in giugno. Nel ribadire il rispetto e l'adeguatezza degli studi tecnici che hanno portato all'allestimento di questi ormeggi provvisori, la società garantisce che documenterà la perfetta regolarità delle decisioni adottate e il rispetto delle più stringenti regole di prudenza. Via libera alla risistemazione dell'arenile di Renà a Sestri Levante. La conferenza decisoria ha dato l'ok al progetto per il ripristino dei danni causati dalla mareggiata 2018. 2 le tranche di lavori previste, una da 700.000 euro, l'altra da 1.900.000 euro. La prima parte del primo intervento, realizzata prima dell'estate con il rifacimento delle ringhiere, del manto stradale e il ripascimento, ha permesso di preservare la funzionalità della strada e ha consentito ai commercianti di riprendere il lavoro con l'inizio della stagione turistica. È il primo passo per il completamento della messa in sicurezza dell'arenile, dichiara l'assessore ai lavori pubblici Paolo Valentino. Un procedimento, conclude, che ci consentirà di riprendere con rapidità i lavori a settembre. Giovanni Melandri, presidente del comitato Giù le mani dal fiume Entella, si dice soddisfatto che il Consiglio Comunale di Lavagna all'unanimità ha concordato di deliberare nella prossima assemblea la destinazione agricola della piana dell'Entella. Si rileva, spiega Melandri, che i progetti per la mitigazione del rischio di un bacino imbrifero devono prendere in esame l'intero bacino, dalle sorgenti dei diversi affluenti alla foce e non soltanto gli ultimi chilometri dello stesso, come nel caso della diga per Figli. Sarebbe importante, conclude, se anche l'amministrazione di Chiavari si affiancasse a quella di Lavagna nel deliberare a propria volta la destinazione agricola della piana per la propria competenza.
E ora ci spostiamo a Casarza Ligure, dove sono iniziati i lavori per il rifacimento di Piazza della Vittoria, un intervento che sarà suddiviso in più fasi e renderà più sicura la viabilità, ma che viene contestato dall'opposizione. Sentiamo perché. Piazza della Vittoria cambia volto e lo fa nei prossimi 4 mesi. Sono iniziati a Casarza Ligure i lavori per dare una nuova regolamentazione alla viabilità nell'area di fronte al bar La Ruota. L'area di manovra si è resa necessaria per eliminare la pericolosità del passaggio veicolare lungo una strada molto trafficata. E da una parte riusciremo ad ottenere, a differenza di quanto ci aveva prescritto ANAS, la possibilità di avere dei parcheggi di sosta temporanea dove chi vuole usufruire anche delle attività commerciali, quindi vivere la piazza dal punto di vista commerciale, lo potrà fare, e aumenteremo l'area pedonale, quindi contemperemo sia l'esigenza del passaggio con quella della vivibilità della piazza. Di diverso avviso l'opposizione, che si fa portavoce delle lamentele dei commercianti della piazza che si trovano al di là della strada. Sicuramente poteva essere utile un intervento sui parcheggi. In un primo momento io non mi ero opposto a una regolamentazione con parcheggi a lisca di pesce, ma il progetto attuale prevede uno spazio d'area e di manovra di 6 metri che va verso i negozi, quindi non è vero che aumenta la pedonabilità della piazza, ma anzi viene tolto spazio verso proprio i negozi, tant'è vero che le attività commerciali non sono molto contente di questo progetto. Per venire incontro ai negozi, i lavori verranno realizzati in 2 tempi successivi, con la creazione di posteggi a servizio delle attività. Abbiamo chiuso al momento una parte della piazza, ricavando, lo voglio dire, per venire incontro ai commercianti e ai cittadini, circa più di 10 parcheggi nell'area della piazza dove c'è adesso la fontana, che non c'erano, quindi praticamente siamo andati anche oltre ad oggi i parcheggi che erano presenti prima della chiusura. Successivamente verrà chiusa la parte di qua dove c'è la fontana, per intenderci dal bar La Ruota. Il progetto prevede una aiuola, l'illuminazione a LED, l'impianto di videosorveglianza e l'abbattimento delle barriere architettoniche, non ultima l'eliminazione della fontana e successivamente la realizzazione di spazi per le attività aggregative e culturali. Nei lotti successivi è prevista la realizzazione di un nuovo anfiteatro a soli 100 metri di distanza in linea d'aria da quello già esistente di Piazza Unicef e spesso, possiamo dirlo, anche sottoutilizzato. Quindi assolutamente un'opera inutile e costosa fatta con le risorse dei cittadini quando vi erano priorità sicuramente più importanti. ANAS ci ha detto chiaramente che così come era oggi la piazza non andava bene, quindi i parcheggi non ce ne potevano essere, per cui abbiamo cercato di fare qualcosa che potesse andare incontro a tutte le esigenze. Togliendo la fontana ampliamo l'area pedonale, quindi vi sarà la possibilità di organizzare dei mercatini, degli eventi musicali richiesti da anni dai commercianti, e ora attraverso questo nuovo spazio si riuscirà a fare anche questo. E ora andiamo a Moconesi, in Val Fontana Buona, dove è stata inaugurata la nuova piazza dei pescatori in località Gattorna. Siamo andati a vedere, sentiamo Giacomo Rizzi. Siamo dai, cheese! Un'opera pubblica integrata che coniuga differenti esigenze della cittadinanza, gli aspetti commerciali con i posti auto e gli aspetti ludici con il parco giochi e l'area attrezzata. Un progetto fortemente voluto dall'amministrazione e finanziato con fondi comunali, che ha avuto un lungo iter, iniziato con l'ex sindaco, ora assessore Gabriele Trossarello, e concluso con l'attuale primo cittadino Giovanni Dondero. Questo è un progetto di grande portata, cioè un progetto che parte da più di 5 anni fa, quindi un percorso anche amministrativo complicato, con la volontà di innanzitutto dare uno sviluppo alla frazione di Gattorna, principalmente votata al commercio, tant'è vero che un po' la carenza dei parcheggi era una delle esigenze che la frazione di Gattorna aveva manifestato, quindi siamo riusciti a creare un'area polivalente, perché è un'area pubblica dotata di parcheggi, dotata di un'area sportiva come quella di un campetto multisport legato sia alla pallavolo, calcio e pallacanestro, e poi abbiamo anche un'area ricreativa che consente poi di vivere il fiume, perché è anche attrezzata con area picnic e con la possibilità di scendere e visitare la cascata proprio nel fiume, quindi riportando anche una connotazione che quest'area qua aveva molte decine di anni fa. Credo che ci deve essere un'attenzione integrata in tutte le opere pubbliche a quelli che possono essere proprio progetti di aree urbane che riescono a coniugare diversi quadri esigenziali.
Il tavolo sul turismo che si è svolto ieri a Sestri Levante va nella direzione chiesta da anni da Confesercenti. A dirlo Enrico Castagnone, che è il coordinatore di Confesercenti per il Tigullio. Ragionare in ottica comprensoriale, spiega, significa superare le piccole diatribe campanilistiche e promuovere il territorio nella sua interezza. Ora Castagnone invita i comuni a dotarsi di un proprio tavolo del turismo, coinvolgendo associazioni di categoria, CIV e i vari consorzi attivi. Quello che serve, conclude, è portare avanti, sotto la supervisione di un tecnico del settore, uno studio dei flussi e degli orientamenti turistici, ampliando l'offerta a 360 gradi, così da offrire un pacchetto di proposte completo. E da oggi è possibile noleggiare il nuovo bus panoramico scoperto Tigullio Sightseeing. Il servizio, promosso da ATP insieme a Bus Company e ai comuni interessati, coinvolge la strada costiera delle principali città del Tigullio e, a richiesta, anche altrove. Il mezzo ha 30 posti a sedere e si rivolge a gruppi di turisti, operatori del settore, enti pubblici e non. Per prenotarlo si può chiamare l'ufficio noleggi al numero 348 57 03 220 oppure inviare una mail a noleggi@atpesercizio.it. Tutti i dati li trovate anche sul nostro sito teleradiopace.com. La Protezione Civile regionale ha emanato l'allerta gialla su tutta la regione per il tardo pomeriggio di domani. Il provvedimento sarà in vigore dalle 18 di sabato 27 luglio e sino alla mezzanotte. Interessati i bacini piccoli e medi. Per i bacini grandi del Levante scatterà dalle 22. L'allerta, si legge nella nota, è poi destinata a proseguire anche oltre la mezzanotte. Tuttavia, ulteriori valutazioni su tempistiche e modalità dei fenomeni saranno effettuate domani mattina. A causa dell'ondata di maltempo che sta per investire la regione, l'ondata di caldo andrà lentamente ad esaurirsi, ma ne parleremo ancora nel corso dei nostri telegiornali di domani. Ora cambiamo argomento e parliamo di una soluzione per far arrivare in orario i lavoratori di Genova assunti nelle aziende di Riva Trigoso, in particolare Fincantieri e Arinox. A trovarla la Wilm, che ha seduto intorno al tavolo ATP, Trenitalia e Regione. Sino ad oggi, infatti, il trasporto pubblico locale non dava risposte sufficienti per agevolare i dipendenti. Sentiamo. Entrare in orario al lavoro era diventata un'odissea per molti dipendenti genovesi delle aziende rivane. Del caso si è interessata la Wilm, che riporta di pesanti disagi dovuti ad un'inefficace organizzazione degli orari da parte del trasporto pubblico locale. I treni arrivati a Sestri Levante come capolinea spesso non avevano una coincidenza con gli autobus che addirittura partivano prima dell'arrivo dei treni, o appunto questi treni non avevano fermate a Riva Trigoso. Ricordiamo che a Riva Trigoso, oltre a Fincantieri e al suo indotto, c'è anche Arinox, che è un'altra azienda molto importante. I sindacati si sono seduti attorno ad un tavolo con Regione, Trenitalia e ATP e le risposte sembra arriveranno, in particolare da settembre. ATP si impegna a far partire i bus dopo l'arrivo dei treni da Genova. Trenitalia farà in modo che 2 convogli avranno uno scalo aggiuntivo a Riva. Il primo con partenza alle 6 da Brignole, arrivo a Sestri alle 6.59 e fermata a Riva alle 7.03. Il secondo, con arrivo attuale a Sestri Levante alle 8.19, fermerà a Riva alle 8.23. E inoltre partirà una sperimentazione. Un pullman che partirà alle 7 di mattina dalla stazione di Brignole, farà una fermata a Nervi, in zona casello autostradale, per recuperare qualche lavoratore che eventualmente è in quella zona, e poi uscendo dal casello di Nervi arriverà direttamente in Fincantieri a Riva Trigoso circa alle 8, ed è un pullman che i lavoratori, diciamo, attendono con ansia, perché potrebbe dare veramente risposte importanti. È alto il numero dei lavoratori genovesi che fino ad oggi non ricevevano una risposta adeguata dal trasporto locale e che si organizzavano con soluzioni alternative, come le macchinate, con tutti i disagi del caso. Nell'area genovese, tra indotto e lavoratori diretti, sono circa 500 persone. A queste 500 persone, diciamo, si sono aggiunti circa 70 risorse, 70 lavoratori di Genova che sono stati trasferiti dalla meccanica, sono stati trasferiti da circa 2 anni da Genova a Riva Trigoso, e quindi diciamo un bacino di 500-550 persone. Siamo alle notizie di cronaca. I consumatori di stupefacenti sono sempre più giovani e assumono per la stragrande maggioranza cannabinoidi. È la fotografia contenuta nel report sul consumo di droga rilevato dal nucleo operativo per le tossicodipendenze della prefettura di Genova in collaborazione con Alisa. I consumatori fermati dalle forze dell'ordine e segnalati alla prefettura nel 2018 sono per il 92% maschi e la maggioranza ha un'età compresa tra i 15 e i 19 anni. L'11,2% del totale è minorenne.
La classe di età dei giovanissimi quindi scalza con il 28,71% delle segnalazioni rispetto al biennio precedente la classe 20-24 anni, che cala in un anno dal 30 a circa il 25%. Tra le sostanze più consumate ci sono i cannabinoidi, appunto, a seguire cocaina e oppiacei. Ieri a Genova è stato sottoscritto un protocollo tra prefettura e regione per lo studio, il monitoraggio e l'analisi del fenomeno. Dalla droga all'alcol, posti di blocco e controlli della circolazione stradale sono stati effettuati questa notte dai carabinieri di Chiavari e Sestri Levante. I presidi nel centro urbano e in prossimità dei caselli autostradali hanno portato ad alcune denunce per guida in stato di ebbrezza. A Chiavari un residente di 37 anni è stato fermato con un tasso alcolico di 1,72 grammi per litro. A Sestri Levante sono stati denunciati un 23enne di Milano, trovato con 1,35 grammi per litro, e un coetaneo residente a Lavagna con un tasso di 1,24. A tutti e tre è stata ritirata la patente. Uno scontro tra un'auto e una moto si è verificato oggi alle 13:30 in via Pietrafraccia a Rapallo. Ad avere la peggio un uomo di 60 anni in sella alle due ruote che è stato soccorso dall'automedica di Rapallo e portato in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Il sessantenne era comunque cosciente. A Sestri Levante invece un'auto è andata a sbattere frontalmente contro un bus. Il fatto è accaduto in via Nazionale. Secondo i soccorritori la persona alla guida della vettura avrebbe accusato un colpo di sonno, andando così a sbattere nella corsia opposta contro la corriera. Per fortuna nessuna conseguenza grave. E infine alle 16:30 di oggi un'auto è finita fuori strada in A12 tra Chiavari e Rapallo. 2 le persone all'interno, straniere, una ragazza è rimasta ferita. Per estrarla, soprattutto perché presentava dolori al collo, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Quest'oggi è stata inaugurata l'11ª edizione dell'Expo dell'Alta Valtrebbia a Rovegno. In primo piano le difficoltà dei piccoli comuni dell'interno che provano a resistere soprattutto al fenomeno dello spopolamento. L'inaugurazione, trasmessa in diretta su Telepace, condotta dalla nostra Cristina Oneto, è stata un'occasione di festa e di rilancio. Sentiamo. La Valtrebbia è un territorio da scoprire e rilanciare per la sua natura, per le sue tipicità e per il cuore grande di chi vi abita. A dirlo il sindaco di Rovegno oggi all'apertura dell'11ª Expo in località Loco, sottolineando che Ernest Hemingway definì il territorio la valle più bella del mondo. La kermesse offre spazi espositivi, la possibilità di conoscere i prodotti tipici, ma anche di partecipare ad incontri e spettacoli, tutto per dare voce a chi vive in Valtrebbia e a chi prosegue con la propria attività con coraggio e voglia di innovare. Dà dimostrazione di essere formata da cittadini che amano profondamente non soltanto il loro paese, ma tutta la valle, perché l'Expo è veramente un momento di valorizzazione, ma così di esplosione, volontà a mantenere viva la nostra valle da parte della popolazione. Nella valle più bella del mondo si guarda avanti con il desiderio di crescere e mantenere vivo il territorio. Un esempio? Durante la cerimonia di inaugurazione il sindaco ha svelato il progetto per una nuova caserma dei Carabinieri di Rovegno. Mi rivolgo proprio al Ministro degli Interni per dirgli ci dia una mano per trovare una nuova soluzione, un'ottima soluzione nella caserma della ex forestale di Rovegno, perché queste persone hanno bisogno di avere una struttura dove poter svolgere bene il loro lavoro, come già fanno, ma ancora meglio. D'altra parte la Regione sta lavorando ad un progetto per valorizzare le eccellenze dell'entroterra, un'idea che potrebbe vedere la luce a fine anno. L'idea è quella di mantenere le attività e combattere lo spopolamento. Io vedo questi sindaci dei nostri paesi, sono degli eroi, mantengono delle posizioni difficilissime con delle risorse sempre più scarse, quindi questo è anche un altro tema che secondo me in futuro dovrà essere rivisto. Non si può abbandonare queste comunità al loro destino con dei bilanci assolutamente insufficienti e una progressiva disgregazione delle infrastrutture. L'Expo ha visto la luce anche quest'anno grazie al volontariato, soprattutto dei giovani di Loco. Hanno una buona volontà, una voglia di collaborare, addirittura quest'anno il presidente è pazzesco, Claudio mi ha detto, mi vengano a chiedere cosa c'è da fare, vogliono lavorare, sono eccezioni, veramente, mosche bianche. L'Expo dell'Alta Valtrebbia si tiene fino a domenica, come dicevamo, ancora una volta voluta grazie al contributo di Comune, Regione, Camera di Commercio e dal volontariato, come detto. La inaugurazione di oggi sarà trasmessa in replica questa sera alle 20:50 su Telepace 2 e canale 85 e domani mattina alle 10, questa volta su Telepace 1 al canale 15, subito dopo la messa.
Sarà un tecnico a guidare temporaneamente il progetto Santa SRL, la società partecipata al 100% del comune di Santa Margherita Ligure che gestisce Villa Durazzo, la Marina e il servizio di bike sharing. L'incarico della durata di 3 mesi è stato affidato dal sindaco alla dirigente comunale Rosalba Pilato. A lei il compito di verificare lo stato contabile della società, revisionare entrate, uscite, utilizzo del patrimonio, gestione e mansioni del personale e molto altro ancora. Per questo incarico non è dovuto alcun compenso in quanto rientra nelle mansioni d'ufficio. La Giunta regionale ha approvato un bando da 80.000 euro per la riqualificazione dei taxi. Le risorse saranno ripartite per ambito provinciale, tenendo conto del numero delle licenze rilasciate dai comuni e del numero della popolazione residente in Liguria al 31 dicembre 2018. Il bando si riferisce all'acquisto, all'acquisizione in leasing di autoveicoli anche a combustibile non tradizionale e all'acquisto e all'installazione di dispositivi per agevolare il trasporto dei disabili. La domanda va presentata dal 2 settembre al 30 settembre 2019. Il bando può essere scaricato dal sito di Regione Liguria. Cambiamo argomento, ricordiamo che sono aperte le iscrizioni al tradizionale pellegrinaggio organizzato dall'Unità Alsi ad inizio settembre a Lourdes con il viaggio in treno. È un'occasione per nuovi volontari e sostenitori per accostarsi all'attività dell'associazione. Sentiamo l'intervista. Dal 4 al 9 settembre il pellegrinaggio Unità Alsi a Lourdes in treno. Quale sarà il programma? Il programma prevede il viaggio in treno e l'arrivo a Lourdes con la partecipazione a tutte le funzioni del santuario, la famosa processione flambeau, ma anche momenti più semplici di preghiera personale davanti alla grotta, il bagno alle piscine, la Via Crucis e momenti di fraternità che vivremo insieme ai nostri amici malati e disabili. Il viaggio in treno è sicuramente quello preferito per poter andare a Lourdes. Quali vantaggi garantisce? Il viaggio in treno è nel cuore dell'Unità Alsi e dei nostri volontari e dei nostri malati. È un viaggio un pochino più lungo rispetto agli altri, ma è un viaggio un po' più comodo rispetto al pullman ed è il vero viaggio, il vero pellegrinaggio dell'Unità Alsi, un momento in cui, con cui condividere, volontari e malati, l'esperienza del viaggio insieme. È aperto a tutti coloro che volessero venire anche per la prima volta, a semplici pellegrini o anche a nuovi volontari. Esatto, noi abbiamo bisogno di forza lavoro nuova, sia giovani che meno giovani, pensionati, che hanno voglia di investire un pochino del proprio tempo per partecipare non solo ai nostri pellegrinaggi, ma anche a giornate che noi organizziamo durante l'anno per stare in famiglia, perché noi siamo una grande famiglia, insieme ai nostri volontari, ai nostri malati, momenti di condivisione e momenti di amicizia. Tutte le informazioni nella vostra nuova sede, come sta andando l'esperienza? Bene, devo dire che la nostra nuova sede di via Sarotti 1Q di fronte alla stazione sta avendo un buon successo. Abbiamo numerose persone che vengono a chiedere informazioni, che vengono a chiedere programmi dei nostri pellegrinaggi. È stata una buona scelta, devo dire, arrivare in mezzo alla gente, in modo che tutti possano conoscerci e conoscere i nostri progetti. Le iscrizioni sono aperte? Le iscrizioni sono aperte sia al nostro pellegrinaggio dal 4 al 9 settembre in treno, nello stesso periodo organizziamo anche un pullman per i pellegrini e dal 23 al 27 settembre sempre il pellegrinaggio a Lourdes in pullman. Lorenzo Gambero sarà ospite della puntata di questa sera di Noi Chiesa che andrà in onda subito dopo il nostro telegiornale, sempre al canale 15. Oggi la Chiesa ha celebrato la memoria liturgica di Sant'Anna. A Rapallo, nella parrocchia di Sant'Anna, questa sera la processione presieduta da Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo di Pavia. Domani alle 18 la celebrazione comunitaria dell'unzione degli infermi, mentre domenica la messa solenne sarà celebrata alle 18 dal vescovo diocesano. Nella parrocchia di Sant'Antonino di Breccanecca, domenica alle ore 11 la messa e alle 20:30 il canto dei vespri e la processione. A Ferrada questa sera dopo la messa ci sarà l'accensione della nuova illuminazione del presbiterio e della cantoria, mentre domenica la messa solenne alle 11, alle 20:30 il vespro e la processione presieduti da Don Emilio Iozzelli, che quest'anno ricorda i 50 anni di sacerdozio. E infine festa di Sant'Anna anche all'abbazia di Borzone, domenica alle 16:30 la messa e la processione con l'atto di affidamento delle famiglie. Seguirà una meditazione in musica con brani eseguiti all'organo.
Ora andiamo sul sito di Avvenire. È morto questa mattina il cardinale cubano Jaime Ortega. Aveva 82 anni ed era malato da tempo di cancro. Già a fine giugno le sue condizioni erano disperate. Per 35 anni ha guidato l'arcidiocesi dell'Havana. Figura storica della Chiesa cubana, Ortega aveva subito la persecuzione del regime comunista prima che le aperture del governo lo portassero a diventare uno dei protagonisti del dialogo tra la Chiesa e i Castro. Molti lo ricordano e lo piangono oggi a Cuba come un pastore vero, un sacerdote con l'odore delle pecore, come direbbe il Papa, che sapeva accostarsi tanto alle persone umili quanto ai papi e ai presidenti. Il porporato infatti ha accolto nell'isola 3 papi, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. Siamo alla pagina culturale, torniamo sul nostro territorio e sfogliamo insieme l'agenda di Telepace per vedere così tutti gli eventi in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per sabato 27 luglio. Potrebbero esserci variazioni di programma a causa dell'allerta gialla prevista dalle ore 18 della stessa giornata. Continuano gli appuntamenti con le visite guidate gratuite Scopriamo Chiavari. Ritrovo dal Palazzo Comunale alle 9 per il tour dedicato al Monte Castello e al Santuario delle Grazie. Appuntamento mensile con il Mercatino dei Sapori a Chiavari, dalle 10 alle 20 in via Rivarola. Attualità del Monte Gottero, da luoghi della resistenza a luoghi a funzione sociale e turistica, è il titolo della manifestazione commemorativa sul cibo ai caduti del Monte Gottero. L'inizio alle 10. Serata conclusiva della festa in piazza, organizzata dalla parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Rì. Dalle 16 giochi per bambini, a seguire stand gastronomici e musica in piazza San Front a Chiavari. Presentazione del libro Pensiero di Luciana Lavaggi, una pubblicazione di poesie e fotografie. Alle 17 al Musel di Palazzo Fasce a Sestri Levante. Aperitivo con l'autore a San Michele di Pagana da Pallo. Avrà come ospiti Farida Simonetti e Caterina Olcese Spingardi. Inizio alle ore 18:30. Festa patronale di Sant'Anna da Pallo presso i giardini di via Trescalini. Alle 19 l'apertura degli stand gastronomici. Segue lo spettacolo musicale. Seconda giornata del Mojotic Festival a Sestri Levante. Dalle 19 esibizioni di gruppi musicali, area food e mercatini al Parco Mandela. Seconda serata della Sagra del Pesce Azzurro, alle 20 in via Campodonico a Lavagna. Cena di beneficenza organizzata dall'Associazione Amici di Simone Tanturli, presso l'area Feste Maria Luigia a Chiavari. Inizio alle 20, è necessaria la prenotazione. Tombola di beneficenza organizzata dalla Croce Rossa di Lavagna, alle 20 in piazza Vittorio Veneto. Apertura serale del Museo Archeologico di Chiavari, di via Costaguta, dalle 20:30 alle 23. Altro appuntamento dello Scali Mare Festival di Pieve Ligure, con Patrizia Milani che leggerà il 10° canto di Odissea, un racconto mediterraneo, alle 21 allo Scalo Chiappa di Pieve. Nei locali della parrocchia di San Michele di Pagana da Pallo si terrà il concerto del Consonance Casu Ensemble. Il gruppo propone musica medievale dal IX al XIV secolo. Inizio alle 21. Al Santuario Nostra Signora di Montallegro da Pallo si terrà il concerto dell'ensemble Enshamad. Inizio alle 21:15. Prosegue il Festival Internazionale Valle Cristi con il concerto di Fabrizio Bosso, tromba, e Julian Oliver Mazzariello, pianoforte, alle 21:30 nel monastero di Valle Cristi a Rapallo. Ultimo appuntamento con i concerti della Filarmonica di Milano a Sestri Levante, alle 21:30 all'Arena Conchiglia. A Rapallo si terrà la gara di nuoto e corsa Sea to Sky, partenza alle 21:30 alla spiaggia Trelo di San Michele di Pagana. Come ci ricordava il nostro Giacomo, alcuni appuntamenti potrebbero essere annullati. Tra questi ricordiamo che a causa delle previsioni meteo è stata rinviata la barcarolata di Sestri Levante, che si terrà dunque il 4 agosto con inizio sempre alle 21:30. E così anche la 9ª edizione del rally Mare Monti Chiavari Bedonia è stata rinviata e si terrà il prossimo fine settimana, quello del 3-4 di agosto. Inizia invece questa sera Fontanabuona Senza Frontiere, la manifestazione ludico-sportiva che coinvolge 15 comuni del Tigullio. L'8ª edizione vedrà i partecipanti competere per 2 serate, quella di stasera e quella di domani, al campo sportivo di Ferrada di Moconesi. Sentiamo. Fontanabuona Senza Frontiere non è solo una manifestazione, ma anche un messaggio che arriva dalla valle per chiedere una maggiore integrazione tra costa ed entroterra. Partire da un evento che coinvolge sia comuni della Riviera che dell'interno ed allargare questo modello su altri aspetti.
La manifestazione, nata nel 2011, presenta alcune novità nella sua 8ª edizione. Un format che riscuote grande successo, però diciamo proprio per questo abbiamo cercato sempre un rinnovamento, elementi di cambiamento per suscitare nuovi interessi, nuovi stimoli. Tant'è vero, quest'anno facciamo 2 serate con tutte le squadre in competizione fino alla fine, quindi tutti si giocheranno la vittoria. Era questo l'elemento a cui tenevamo particolarmente, cioè evitare delle fasi eliminatorie, e quindi tutti saranno in gara fino alla finalissima che sarà sabato sera. Fontanabuona Senza Frontiere chiaramente è un'idea, diciamo così, che è partita nel 2011 dall'amministrazione comunale e vuole creare anche un modello che si allarga non solo allo sport, ma proprio anche lo slogan che abbiamo coniato, Fontanabuona Senza Frontiere, guarda anche un attimino oltre, guarda a cercare così di dare un messaggio di volontà della Fontanabuona da uscire dall'isolamento anche infrastrutturale che abbiamo, e deve essere anche uno stimolo dei nostri territori di aprirsi di più all'esterno, fare valere proprio questa Valle del Fare con tante attività produttive, commerciali, artigianali, e quindi far valere il proprio peso anche fuori dalla nostra zona. Noi liguri dobbiamo battere tanti ostacoli e tante frontiere. Questo è un progetto curioso, anche carino e divertente per poter iniziare. Una notizia sportiva prima di concludere: 3 atleti del Centro Studi Discipline Orientali di Lavagna hanno ottenuto dal CONI la medaglia al merito sportivo per i risultati agonistici ottenuti nel 2018. I 3 atleti sono Simone Mangiante, Alessia Pomes e Roberta Rossi. Con questa notizia si conclude il telegiornale, ci ritroviamo domattina con la nostra rassegna stampa a partire dalle 9. Per tutti gli altri aggiornamenti continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.